Peter De Stanis, storico presidente della FISI FVG, presenta la festa dello sci, non manchi mai, no? Presidente, perché tu sei comunque sempre presidente. Possibilmente no, nel senso che sono incontri dove c'è la possibilità di trovare gli amici di anni passati ed è un momento di coesione, di allegria, di propositi che io penso sempre a propositi positivi, non a propositi ovviamente negativi. Quali sono i ricordi più belli di quegli anni alla presidenza? Innanzitutto perché ero più giovane, su questo non ci piove, ma per me la FISI è stata l'incontro con tante persone dalle quali ho potuto imparare e questo per me è stato molto molto importante. Non posso elencarle perché rischierei di lasciare fuori qualcuno, ma direi che c'è una miriade di persone dalle quali ho tanto imparato. È stato presidente in un'epoca poi nella quale sono arrivati tanti risultati anche a livello olimpico, mondiale, no? Sì, quello che è successo alle Olimpiadi di Lillehammer ovviamente nessuno lo può dimenticare, ma anche in campo locale, diciamo. Parliamo del periodo in cui ho fatto responsabile del fondo, in ogni posto dove andavamo a gareggiare dettavamo legge. Ovviamente sono periodi, io dicevo sempre, sono responsabile tecnico del fondo, ma non ho nessun merito per i risultati che otteniamo. Perciò bisogna avere fortuna nella vita. Peter De Stanis che continua a seguire lo sci anche nel ruolo di giornalista. Sì, mi è rimasto ancora la mia passione è quella dello scrivere, poi se scrivo di sport allora, e se ci sono risultati tu mi insegni Bruno che è più facile scrivere.